Eccoci qui con mister Parlato, tecnico della Folgore. Mister, anche oggi una prova maiuscola dei suoi, praticamente quasi per tutta la gara in vantaggio, poi un rigore abbastanza discutibile, ennesimo episodio dubbio a vostro sfavore, gara che comunque è terminata 1-1 contro un grande avversario. Sì, credo che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita e credo che l'1-0 che eravamo in vantaggio più di qualche volta doveva andare a finalizzare meglio. È chiaro che poi dopo, se non vai a chiudere la partita, un episodio che può essere sbagliato o giusto ti condanna amaramente, perché veramente è stato un peccato non portare a casa la vittoria oggi. Ecco, come dicevamo anche in questa partita c'è stato un episodio molto dubbio ancora a vostro sfavore. Per fortuna, diciamo, in classifica non siete penalizzati perché per fortuna grazie ai vostri meriti avete conquistato la salvezza da tempo, però Guarda, appunto questa anche oggi è un po' la categoria, nel senso che purtroppo ci sono degli errori e ne stiamo subendo qualcuno di troppo, però fa parte del gioco, bisogna rialzarsi subito, reagire, perché anche la terna arbitrale può sbagliare. grande mister, grande signorilità da parte sua e complimenti ancora per il gioco espresso e per Grazie la sua mille. Folgore. Grazie. Complimenti. Mister Ditu, tecnico del Palazzolo. Mister, oggi purtroppo solo notizie negative dagli altri campi. Voi avete fatto la vostra partita qui a Carate Brianza, dove comunque è difficile per tutti vincere. Ci stavate quasi per riuscire sul finale, poi però è mancato appunto il gol della vittoria. Sì, peccato perché abbiamo cercato la vittoria e 3 punti fino alla fine con grande coraggio, con grande orgoglio, e devo solo fare i complimenti alla squadra perché non abbiamo mollato anche in un momento magari di difficoltà. Siamo andati sotto dopo 10 minuti. In queste partite qua potrebbe essere come scalare una montagna contro una squadra forte, che ha fatto un girone di ritorno importante, che è partita con ambizioni molto diverse da quelle che avevano oggi in campo. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, peccato perché forse meritavamo anche qualcosina in più nel finale, però bisogna prendere il risultato del campo, bisogna recuperare, ripartire, non ci deve interessare quello che hanno fatto negli altri campi. Ovviamente arrivati a 2 giornate dalla fine sono punti veramente pesanti, ma noi da domenica dobbiamo ripartire alla ricerca del nostro percorso, di raggiungere le posizioni playoff nel miglior modo possibile, e poi ci giocheremo le carte fino alla fine. Ecco, con il vostro super campionato che avete fatto stavate anche cullando il sogno di addirittura vincere questo girone. Oggi purtroppo sembra quasi svanire questo sogno, però appunto rimane il grandissimo percorso e adesso questa casella playoff da difendere a tutti i costi. Sì, noi, l'ho detto alla squadra alla fine, io sono orgoglioso della partita che abbiamo fatto anche oggi, del percorso che abbiamo fatto. Queste partite ci servono per continuare la crescita, che non ci deve accontentare quello che abbiamo fatto. Domenica abbiamo una partita ostica in casa, dobbiamo ripartire forte, dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste 2 partite e poi vedremo dove saremo e vedremo cosa ci dovremo giocare dal 5 maggio in avanti. Grazie mister, complimenti e in bocca al lupo. Grazie a voi.